Buona giornata a tutti cari amici sintonizzati su Media Sport TV con Renato Scanu. Le ultime notizie per quanto riguarda il Carbonia Calcio e il suo tecnico Mariotti alla ricerca dei giocatori che possano certamente vestire nella prossima stagione la gloriosa maglia bianco-blu del Carbonia Calcio. Il progetto dei neopromossi prevede un primo campionato di assestamento con una salvezza tranquilla per poi crescere nella categoria. E di fatto l'arrivo del nuovo staff darà una sterzata al mercato delle squadre sarde. Fin qui a farla da padrone tra i nuovi arrivi, sondaggi e conferme sono state Torres, Latte Dolce, Muravera e Lanusei, ma ora il Carbonia e sicuramente anche l'Arzachena movimenteranno le trattative per la creazione delle rose della prossima stagione. Mariotti con sé a Carbonia avrebbe voluto uno dei suoi pupilli, uno di quelli che aveva già alla Torres nella scorsa stagione. Sto parlando di Pisanu, che nei giorni scorsi ha chiuso l'accordo con il Latte Dolce. Sempre parlando di centrocampo, il nome che piace è quello di Alessandro Masala, un profilo che un po' tutti cercano, anche lo stesso Latte Dolce. Il ragazzo aspetta qualche chiamata dalla Serie C quando il campionato, finiti i playoff, determinerà le squadre della prossima stagione. In caso di mancato accordo però il Carbonia resta alla finestra e sarebbe pronto proprio con mister Mariotti ad accoglierlo a braccia aperte. Per la fascia di difesa il nome caldo è quello sempre di un ex Torres, Marco Russu. Mariotti con sé a Carbonia dovrebbe avere anche Tore Pinna come preparatore dei portieri e vice allenatore. Dopo l'esperienza in panchina insieme con il portierone di Sorso proprio alla Torres, Pinna però potrebbe non essere l'unico profilo di peso ex Torres che Mariotti potrebbe portare con sé nella nuova avventura al Carbonia. Stiamo parlando di Giacomo De Martis. In attesa dell'ufficialità da parte del club dei giocatori che serviranno a Mariotti per chiaramente costruire un organico competitivo, il tecnico laziale vorrà portare a Carbonia qualcuno dei grandi protagonisti della scorsa stagione positiva in rossoblu. Per il resto ci sarà da aspettarsi una squadra giovane con qualche scommessa, anche con un occhio verso il futuro e con un progetto più a lungo termine. Il Carbonia intanto, dopo aver ufficializzato l'arrivo del mister Marco Mariotti in panchina, ha altresì annunciato il sopralluogo allo stadio Carlo Zoboli. Sono stati visitati tutti i locali e valutate le situazioni di criticità che verranno contenute in apposito verbale in prossima consegna entro venerdì 10 luglio all'amministrazione comunale. In accordo con i referenti della Lega, il Carbonia Calcio ha già chiesto il nulla osta al comunale all'utilizzo dello stadio Zoboli, documento propedeutico e necessario per perfezionare l'iscrizione alla Serie D entro il 20 luglio.